Quasi tutto pronto per la terza corsa, premio Mandor, confronto per 5 e 6 anni, vincitori di 20.000 euro in carriera, è ritirata Maglia Viva, corrono in 6. All'1 Daytona Cash, VP dell'Annunziata, il favorito della corsa. Al 3 Detto Jet, Andrea Farolfi. 4 Dio che bella Alberto Garruto. 5 Cefalo Jet, Roberto Faticoni. 6 Demetra Gas, Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Damocle degli Dei, Massimiliano Castaldo. Favorito Daytona Cash, 1,85 la quota al momento sul campo, 3,50 Detto Jet, 5,50 scelta Dio che bel e Damocle degli Dei, questi più attesi. Poi a 30 contro 1 Demetra Gas, a 100 contro 1 Cefalo Jet. Autostart che inizia a prendere velocità e si prepara al lancio. Partiti con veloce Demetra Gas che dall'esterno prova a prendere l'iniziativa. C'è l'errore da parte di numero 4 Dio che bel, squalificato. Daytona Cash rientra ai rivali e si installa al comando. Demetra Gas parcheggia seconda avanti a Cefalo Jet, poi Detto Jet avanza subito all'esterno Damocle degli Dei, 215,1 con il leader Daytona Cash che prova a rallentare subito il ritmo, avanza Damocle degli Dei con decisione all'esterno, rifà il gruppo e si porta ai lati di Demetra Gas, 400 metri in 31, di tutto comodo. Sulla piegata di sinistra prosegue in avanti Daytona Cash che precede sempre Demetra Gas, allo scoperto Damocle degli Dei che va a fare match dopo 600 passati in 46,6, passaggio davanti alle tribune con Daytona Cash e Damocle degli Dei uno accanto all'altra, poi Demetra Gas, quindi Cefalo Jet e Detto Jet, 800 metri in 1,1,4. Continua a guidare il gruppo Daytona Cash, a largo sempre Damocle degli Dei, in corda Demetra Gas avanti a Cefalo Jet e a Detto Jet, chilometro in 1,16,5. Prosegue da leader Daytona Cash, Damocle degli Dei sempre all'esterno, Detto Jet che cerca di mettersi in moto dalle retrovie, in corda Demetra Gas avanti a Cefalo Jet, la retta opposta alle tribune passata in 14,4, 1,39 3/4 di miglio. Daytona Cash in fuga da Damocle degli Dei che prova a non perderlo di vista, ma ora Daytona Cash sta accelerando ulteriormente il ritmo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Daytona Cash in fuga, ha guadagnato margine importante. Daytona Cash nel finale si allunga e viene a vincere facile, mentre per il secondo posto Damocle degli Dei tiene a bada il finale di Detto Jet. 1,59,7, 1,14,6. Tutto facile per Daytona Cash, VP dell'Annunziata per il training di Antonio Barbaro, i colori della scuderia Thierry di Giorgio Gobbato, il successo in coast to coast per Daytona Cash che si impone al comando. Subito partenza veloce e via pedalare. Al secondo corre benissimo Damocle degli Dei, al terzo Detto Jet.